In continuo aumento i casi Covid nella nostra provincia che si sono verificati in questi ultimi giorni, dovuti per la maggior parte ai giovani che sono arrivati in modo particolare dall'isola di Malta, dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Romania, per via anche di qualche badante che lavora dalle nostre parti. Cresce infatti la preoccupazione di tanti verso questo aumento di contagi. Porto Empedocle ha raggiunto i 7 casi, tutti rientrati dall'isola di Malta, una da Agrigento, per lui lo stesso, una sciacca proveniente dalla Croazia, una a Ravanusa rientro dalla Romania, e una cattolica da Clea, rientrato anche lui dalla Romania, uno a San Giovanni Gemini proveniente dalla Lombardia, uno a Santa Elisabetta proveniente dal Belgio e prontamente ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, al reparto Covid-19, oltre ai migranti risultati positivi che sono sbarcati a Lampedusa, i cui controlli sono stati effettuati a Porto Empedocle, che ammontano a 19 casi, quindi a Favara 2 casi isolati provenienti anche loro da Malta, messi in quarantena anche l'autista che ha guidato il pullman che ha accompagnato i giovani tra l'aeroporto di Catania e la nostra città. Intanto un appello arriva dal sindaco di Realmonte, Lillo Zicari, seguito anche da altri primi cittadini, di seguire le opportune indicazioni dettate dalle autorità sanitarie al fine di monitorare la situazione e svolgere gli accertamenti del caso, di registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilare il modulo informatico previsto, indossare la mascherina nei luoghi pubblici e nelle parti al pubblico, mantenere la distanza sicurezza. Intanto un piano Covid è stato predisposto dalla regione siciliana, l'assessore Rassa sta predisponendo i controlli sui voli provenienti dalle zone a rischio che arrivano negli aeroporti isolani.